Guarda, ti cedo anche, guarda, Gildo. In ogni caso, la dico, deve essere Loredana. per il governo può usare bene le mani le prime. Un filmato che doveva fare, no, non lo so, ora non Lui dopo devi ritornare. Perché siamo qua? Voi sapete che l'ultima, ma non sarà l'ultima della serie, l'ultima delibera di giunta è stata quella di mettere in vendita la casa del custode, ma questo è solo un segno, diciamo, di come sta andando la città. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che il bando prevede poi l'utilizzo dei giardini per un massimo di 48 giorni all'anno per eventi, perché ovviamente lo comprerà l'albergo qui, non ci sono santi, per cui tutto questo nel bene e nel bene della città. Perché siamo qui? Voi sapete che questo incontro è promosso da Venezia Mio Futuro e dal gruppo del 25 aprile. Il crollo è verticale, 1000 partiti anche quest'anno, nonostante la promessa inversione di tendenza del nostro amato sindaco. Quest'anno non c'è nessuna inversione di tendenza, lo sappiamo benissimo, città sempre più allo sbando, tolti gli spazi alla municipalità, tolte alcune deleghe, perché ovviamente tutte le deleghe. Tu bello Piero Danenaman, che sino a qua non so dove che andiamo a finire. Che la nostra città soffre, ed è quello di una città che si sta spopolando, di una città che non vive più, è una città che sta diventando una città museo, è una città che sta diventando una città per turisti, è una città che sta diventando una città attrazione, perché quello è il ponte appunto che arriva da Piazzale Roma e che fa entrare le persone in città. Automaticamente quando uno varca la porta vede sulla destra questo bellissimo palazzo che è Palazzo Papadopoli, che come sapete è stato messo in vendita e che diventerà albergo, questo non c'è dubbio. Questo è già un albergo di suo e questi sono i giardini, e qui dietro c'è la famosa casa del custode che è stata appunto messa in vendita e che diventerà con tutta probabilità dépendance. Questo non è un angolo, non è Hyde Park, questi sono i giardini Papadopoli, dove Daniela Foà, che è qui davanti, quando era piccola veniva a giocare ogni giorno perché abitava là dietro. Ve lo dico perché me l'ha detto 10 volte, ho detto non so come cominciare, dirò così. Il punto è che è facile salire su un qualcosa, dire delle cose e dire quelle cose che magari l'audience davanti, il pubblico vuole sentirsi dire, come quelli che erano in parte, e poi applaudono e tutti dicono bravo, è vero, sì, bravo, hai ragione, lo capivo, ma siamo sempre i soliti, sapevi già cosa avrei detto. Allora tra il dire e il fare c'è l'italiano di mezzo. Per chi non mi conosce, sono Francesco Zane, sono uno dei tanti che fa parte di Generazione 90, e Generazione 90 vuole unire, o quantomeno cerca di unire, tutti i giovani veneziani che hanno a cuore il futuro della città, e questo non è facile. Oggi siamo qui riuniti per cercare di capire il futuro di questo parco. Questo documento l'ho preso dal sito ufficiale del Comune di Venezia e qua dà proprio la definizione, secondo il Comune di Venezia, di giardini, parchi e oasi naturali. Quello che ritengo importante, se abbiamo un barlume di speranza di salvare questa città, è quella di creare una saldatura sociale sia tra generazioni, sia una saldatura sociale tra diciamo visioni politiche diverse. A questo punto credo che sia il momento di mettere da parte le diverse visioni politiche e concentrarsi sull'essenziale ed essere molto pragmatici. Venezia è una città storica, non è un centro storico. Venezia è una città completa, finita e definita dall'acqua. E nei secoli ha sempre saputo dar risposta a qualsiasi esigenza di Stato e città, e di città-Stato e dei suoi residenti, che arrivavano fino a 150.000, 200.000, dando risposte in città.
Venezia, proprio per la sua conformazione, ha bisogno di un tessuto sociale che viva nelle case, che controlli le case, che controlli i ponti, i capitelli, perché tutto qui è opera d'arte. Sono Greco Lorenzo e sono il presidente dell'Associazione Culturale Viva San Marco, Venezia Capitale. Cogliamo l'occasione per parlare di un oggetto caro a molti veneziani. Chissà quante volte molti di noi sono andati a vedere i grafici del mareografo di Piazza San Marco, soffermandosi incuriositi per questo strumento molto importante, per osservare l'andamento delle maree e le visioni delle maree. L'andamento delle maree scandisce da sempre la vita quotidiana di Venezia e della sua laguna, e il mareografo purtroppo rappresentava una specie di anello di congiunzione tra noi e la natura. Ad esempio nel 2003 vari gruppi di tecnici esperti avevano scoperto un'evidente correlazione tra il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e le vibrazioni registrate dal sensibile Appennino sul rullo dei grafici dell'andamento delle maree. Presento, io sono Nicola Ussardi, faccio parte dell'Assemblea Sociale per la Casa, un movimento cittadino che da circa 20 anni occupa le case sfitte degli enti pubblici e ne blocca gli sfratti. E diciamo fa sostanzialmente queste due pratiche per scoperchiare dei vasi di Pandora che sono legati appunto all'abbandono e all'inutilizzo delle case pubbliche, legate appunto alla costante domanda comunque che c'è in questa città di vivere Venezia. Il nostro ruolo deve essere quello di sorveglianza. Ho sentito troppo spesso dare degli alibi all'amministrazione, quella prima, quella dopo, di è colpa. Il nostro ruolo è di affiancare l'opposizione in questo caso nella sorveglianza che parte dalla lettura dei documenti. Il nostro sindaco consegna un documento sul piano degli interventi, non so quanti di voi l'hanno letto, di una noia mortale, di certo non cita mai il controllo o la gestione dei flussi turistici, non cita in una parola il moto ondoso, non esiste, però è un bel documento, sono 47 pagine di una noia mortale. Ciao a tutti, io sono Tommaso del Centro Sociale Moriò. Abbiamo parlato di tante cose, no, eccetera, ma quello contro cui ognuno di noi si sta muovendo, si sta indignando, è un'idea di città. Cioè, prima Nicola parlava delle case, il fatto che in questa città la gente si legge ogni giorno il bollettino di guerra sui giornali, la gente scappa perché non trova casa, eppure ce ne sono migliaia di case pubbliche costruite con i soldi di tutti, lasciate vuote. Il fatto che vengano svenduti palazzi, giardini, isole, il fatto che questa città sia messa sul mercato corrisponde non a una cattiva amministrazione, a una buona amministrazione dal loro punto di vista, cioè è la loro idea di città che stanno mettendo in pratica con una violenza inaudita e finora mai da noi mai vista questa. Allora quello che dobbiamo mettere in campo è un'altra idea di città, come sta venendo fuori da tanti interventi. È un'idea di città per i giovani, è un'idea di città per le famiglie che ci vogliono vivere, per chi vuole studiare, per chi vuole andare ai giardini, per chi vuole vivere su una laguna. Venezia è viva perché una città con centri sociali, comitati, associazioni, gruppi che si muovono eccetera, non c'è neanche questo fermento che c'è di voglia di cittadinanza e di vivere la città che c'è a Venezia, non c'è neanche nelle grandi metropoli. Mi occupo di Ambiente Venezia, non mi dilungherò più di tanto, anche perché la nostra associazione, la vedete come Italia Nostra, il Comitato No Grandi Navi, spesso sui giornali e spesso anche sulle cronache sui giornali finiamo spesso sotto processo. Abbiamo molti processi proprio perché vogliamo difendere la nostra città e purtroppo paghiamo anche di persona. A Venezia c'erano migliaia di appartamenti, persone dal ceto medio, operai, impiegati, trovavano il posto dove abitare, fare famiglia e costruire il futuro. Attualmente non ci sono più, o meglio queste case ci sono, ma dovrebbero essere valorizzate, cioè dobbiamo impegnarci a farle aprire, anche in maniera, tra virgolette, illegale, come viene fatto, perché Venezia deve avere un futuro a tutte le persone che vivono, ma anche quelli che vogliono venire ad abitare, come è stato per migliaia di anni, qui questa città è una delle più, tra virgolette, bastarde del mondo, perché noi nel nostro sangue abbiamo il sangue di tutto il Mediterraneo e anche di tutta Europa. Da quasi 3 anni gestisce il parco pubblico, adesso pubblico, di Cabembo.
È una storia che vi racconto in un secondo. Era vittima di una speculazione. Il parco, il giardino privato più grande della città, che è all'interno di quel palazzo meraviglioso ancora in uso grazie proprio a una mobilitazione che ci fu circa 2 anni e mezzo fa dentro all'immobile di Cabembo, che il rettore all'epoca, ma diciamo con una gestione che veramente è molto simile, ricorda molto quello che sta facendo Brugnaro negli ultimi mesi, aveva deciso di svendere 3 palazzi storici, quindi con un patrimonio artistico, architettonico di valore enorme, di svenderli e scambiarli alla pari con una Pensplans SPA, insomma un'associazione che comprava immobili e li cambiava e li rivendeva, e si stava parlando di un immobile dei primi del Novecento di fronte, diciamo, alla Baum, e con un progetto che prevedeva proprio il rimpicciolimento progressivo dell'università. Gli altri 2 immobili erano uno a Cappello, che purtroppo è ancora diciamo a rischio, facciamo che lo teniamo su, che è ancora a rischio di svendita, e un altro immobile di proprietà dell'università che in teoria era stato donato all'università affinché fossero alloggi studenteschi. Ecco. Che c'entra l'ANPI, cioè i partigiani, Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Ecco, i partigiani c'entrano perché partigiano è uguale Costituzione italiana. Mi rifaccio a 2 o 3 articoli della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 9, all'articolo 41. L'articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. L'articolo 9 dice che la Repubblica tutela il paesaggio, e oltre alla ricerca scientifica e al patrimonio artistico e monumentale. L'articolo 41 dice che l'iniziativa privata è libera ma non può svolgersi con danno della comunità. Ecco, se noi mettiamo insieme questi 3 articoli, vediamo che questi articoli vengono violati a Venezia, perché nelle scelte che si fanno, e questo è un esempio di queste scelte sono a vantaggio di alcuni cittadini e a svantaggio degli altri. Non è ammissibile che il benessere di alcune categorie si fondi sul malessere, sul disagio, sulle privazioni di altre categorie. Ecco. Una di quelle ragazze che sono andate qua per studiare e poi sono fermate decidendo di provare a vivere in questa città, provare a lavorare, provare a rendere produttiva la propria vita, perché si è innamorata anche un po' di questo tipo di comunità anche, che credo che siano anche tantissime le associazioni culturali giovani o meno giovani come me che rendono effettivamente viva questa città, che sono parte della produzione quotidiana che si trova nelle calli, nelle case. La nostra associazione è una cosa, ma ce ne sono veramente centinaia di associazioni che ogni giorno invece cercano di produrre anche un modello di produzione culturale differente da quello che viene più o meno promulgato dall'amministrazione. Non era una manifestazione, stavamo cercando i Pokémon. Stavamo cercando i Pokémon, d'accordo? Noi vorremmo semplicemente che luoghi come questo restassero aperti al pubblico anche in futuro, non chiediamo molto. Prossimo incontro, mi è stato proposto e accetto seduta stante, lo faremo a Castello, in via Garibaldi a settembre, notificandolo alla questura e chiedendo le debite autorizzazioni se servono, perché questo formato mi sembra straordinario. Io ringrazio veramente di cuore chi è venuto, anche chi è venuto e ha rinunciato a parlare, perché avremmo potuto ospitare altri interventi per non andare oltre i tempi che ci eravamo dati. C'è chi ha rinunciato a parlare. Grazie di cuore veramente a tutti. Ci vedremo a Castello a settembre, dove c'è la gente che vive, che non c'è solo a Mestre la gente che vive, e successivamente a Canareggio. Grazie.